arancione dell'Atletica Vicentina. E poi vediamo che Pier Giorgio Cazzarina e Signorotto. Vai Pier Giorgio! Dai, bravo! Vai Lucio, vai Lucio! Passa anche Michel Casolin. Ed ecco Matteo Redolfi. Vai Matteo! Difensore Sergio Vai Trinca. Matteo, vai! Alberto Caselli. Dai! Boris De Zayat. Dai Michele! Vai! Attenzione alla gara di rimonta di Enrico Vivian, che è sempre più sorprendente. Ormai non è il caso di continuare a dire la sua età, lo sanno tutti. Scusatemi. Dai Omar, dai, riprendi, vai! Continua in testa intanto la marcia solitaria di Paolo Zanatta. Vai Gigi! Vai! Che sembra avere innestato una sesta di riposo. Sta mantenendo inalterato il suo vantaggio di un validissimo Giancarlo Simeon, che a sua volta invece ha aumentato il vantaggio nei confronti del compagno di squadra Simone Goppo. E col suo passo regolare sta avanzando Enrico Viviani. Dai Marcello! Dai Marci! Vai Paolo! Dai papi! Ora sta di nuovo aumentando il vantaggio di Paolo Zanatta nei confronti di Giancarlo Simeon. Dai, bravo! Siamo nel terzo giro, quando transiteranno Mirko, dai nel sotto là, ancora Mirko! due giri. Vai Mirko! Fallo riprendere Mirko! Come si chiama questo lusso? Dai! Giancarlo Simeon, mentre è un specialista del triathlon. Sergio Trinca. Ed eccolo Paolo Zanatta, solitario al comando. Sempre regolare l'azione anche per Giancarlo Simeon, mentre Enrico Vivian ha superato Simone Goppo e si porta in terza posizione. Con 2 giri da compiere. Sempre regolare Enrico, sempre regolare! Quindi di tutto può succedere ancora. Tranne forse la prima posizione che, a meno di clamorose defiance da parte di Paolo Zanatta, sembra ormai ben consolidata, forse anche la seconda. Dai! Passo regolare anche per Vai Mirko, bravo! Pier Giorgio Cazzarina. Vai Lucio! Vai vai! Seguito da Dai che va Mirko bene! Signorotto.
Grande Morris. Vai Matteo. Grande, grande. Dai Michele, dai. Rilassati Michele. Vai Manuel, vai. Intanto Paolo Zanatta sta cominciando ad operare qualche doppiaggio. Eccolo che transita nei pressi della zona segreteria Paolo Zanatta. Le spalle di Zanatta sempre Giancarlo Simeon, ma il vantaggio del poliziotto è aumentato nei confronti dai, Omar, dai. del Vittorio Veneto, ma anche il suo vantaggio nei confronti di Enrico Vivian sembra essere aumentato. Tanto Simone Goppo si è accolato, Enrico Vivian sembra aver superato la crisi. L'ho accolto nel corso del secondo giro. Dai Mirko! Vai! Dai Marcello, dai. Dai, bravi. Dai. Fuori, tira l'acqua! Eccolo Paolo Zanatta che sta andando a controllare la chiusura. Dai Enrico, dai. Mantiene la distanza Giancarlo Simeon in seconda posizione, mentre si è formato un terzetto nella lotta per la terza posizione al quale si è aggiunto, superando la crisi, Andrea Zortan. Sei bravo, dai Alessio! Alle spalle dei tre il vuoto. Dai, Sempre bravi. più lontano il sesto concorrente che non vediamo ancora apparire. Eccolo adesso, sta apparendo in questo momento ed è Pier Giorgio Cazzavillan. Seguito da Mirko Signorotto. Mentre Paolo Zanatta va ad iniziare l'ultimo giro. Attenzione perché al termine di questa gara procederemo immediatamente alle premiazioni delle categorie dagli allievi. Dai Diego, su! Su Diego! Bravo! E siamo alla conclusione di questo penultimo giro. Ecco il terzetto guidato ora da Andrea Zortan che sta lottando per la terza posizione, mentre Giancarlo Simeon è in seconda posizione e Paolo Zanatta, salvo clamorose sorprese, ormai sembra non aver problemi a mantenere la prima posizione.